Buona domenica, buona solennità di Pentecoste. È molto interessante, carissime e carissimi, questo accostamento, no? Tra la festa della Pentecoste che conclude il tempo pasquale e il testo del Vangelo che ci viene proposto, che è l'inizio del tempo pasquale, si può dire. La sera di quel giorno, il primo della settimana, è un passo del Vangelo di Giovanni che racconta ciò che accade in quel giorno. Non nel giorno di Pentecoste, ma nel giorno di Pasqua, la sera del giorno di Pasqua. Mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Ciò che accade in questi pochi versetti, ciò che raccontano questi pochi versetti, potremmo rileggerlo alla luce della creazione, cioè dell'inizio addirittura di tutta la Bibbia, quando Dio crea il mondo. È una nuova creazione, perché attraverso il dono dello Spirito ci viene data una vita nuova, la vita secondo lo Spirito, dirà Paolo, no? La vita nello Spirito, che è la vita vera, la vita di coloro che sono viventi e che non sono cadaveri. È la contrapposizione della vita secondo la carne, che non è vita, perché è egoismo la vita secondo la carne. Ci sono degli elementi e dei dettagli interessanti nel testo. Già il fatto che questa scena accada di notte, di sera, quando ci si avvicina alla notte, ci fa pensare all'inizio della creazione, no? Quando manca la luce e si dice che le tenebre ricoprivano l'abisso. Infatti la prima parola che Dio pronuncia è la parola pace. Scusate, la parola luce. Tra l'altro è anche molto interessante il fatto che nella creazione del mondo, su questo abisso fatto di tenebra, dove non c'è luce, c'è comunque fin dall'inizio un principio di vita, un principio generativo di vita, di luce, che è lo spirito che vola al di sopra delle acque, no? Che si libra al di sopra delle acque primordiali, dice la Genesi. Lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. E è interessante che tutto ciò che Gesù fa con i suoi discepoli rievoca in qualche modo la creazione, anche la parola pace, shalom, perché in fondo qualche autore illuminato rilegge la creazione del mondo come un passaggio anche dalla guerra alla pace, dal deserto al giardino. Ciò che accade nella creazione è quasi la ricostruzione di qualcosa che è stato distrutto, sventrato. Questo tohu, bohu di cui parla la Genesi all'inizio, no? La terra informe deserta, è un'espressione che potrebbe alludere a qualcosa che è stato distrutto, qualcosa che ha subito violenza. Gesù dice pace a voi, dopo aver subito lui il peggiore quantitativo di violenza possibile sulla croce. E proprio nel Vangelo di Giovanni è dalla croce che Gesù comincia a donare lo Spirito, perché muore consegnando lo Spirito, perché muore con il costato trafitto da cui escono sangue e acqua. E l'acqua è nella Bibbia uno dei simboli dello Spirito Santo, di questa vita nuova e bella che Dio ridona sempre all'umanità. E infatti, nel racconto che leggiamo, la prima cosa che Gesù mostra ai suoi discepoli sono proprio le ferite della crocifissione. Da qui nasce l'uomo nuovo, l'uomo che dona la vita, non l'uomo che trattiene la vita, o che toglie la vita, o che limita la vita agli altri, o che sopprime, opprime, soffoca le vite degli altri. Non colui che ferisce, ma è colui che ferito non ferisce. È dall'amore che
che nasce questa vita nuova e lo Spirito Santo ci viene consegnato per essere questa forza terapeutica, benefica, pedagogica di amore per noi e per tutte le persone che entrano in contatto con noi. Ecco cosa fa Gesù. Ripete la parola pace e poi cosa fa? Soffiò e disse loro ricevete lo Spirito Santo, no? Come Dio che nel racconto secondo della creazione soffia, alita sull'uomo fatto di fango, su Adamo, alita lo Spirito. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Ecco, questo è il compito di coloro che accettano la vita nuova di Gesù. Andare nel mondo a portare questa forza di riconciliazione, di rinascita, di perdono, di amore, di misericordia, di tenerezza. Dio è tenerezza e quindi Dio perdona. Perdona tutto, avrebbe perdonato anche Giuda. Perdona anche coloro che lo crocifiggono. Ma a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati, dice Gesù. C'è la possibilità che gli uomini rimangano nelle tenebre e continuino a rifiutare la luce e che rifiutino la possibilità di entrare in contatto, in comunione, in comunicazione, in alleanza con un Dio che è pace, misericordia. È possibile che gli uomini continuino a farsi la guerra, ma il cristiano non può far altro che portare nel mondo questa missione di pace. Buona Pentecoste.